Ben ritrovati in Sveglia Friuli. Allora, do subito il benvenuto alla nostra ospite in studio, alla senatrice Francesca Tubetti, ben ritrovata senatrice. Dovremmo avere tra poco, perché ho visto il videocollegamento praticamente pronto, tra poco, eccola qui. Un buongiorno anche alla consigliera regionale Rosaria Capozzi, ben ritrovata consigliera. Buongiorno e grazie per l'invito. Grazie a voi per essere qui. Allora, ovviamente non posso che coinvolgervi innanzitutto sulle iniziative, le riflessioni rilanciate ieri dalla capitale ma anche dal territorio regionale sul 1° maggio, su quello che resta da fare nel mondo del lavoro, su tutte le richieste che ancora vengono rilanciate, in particolare per un lavoro dignitoso, non precario e che sia anche sicuro dal punto di vista della salute e della sicurezza sul lavoro. Riparto da qui con lei, senatrice, vado anche a prendere su questo intanto il sito del Quirinale con le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha detto appunto: la sicurezza sul lavoro resta un impegno, un dovere che non consente rinunce o distinguo. Chiaramente la sicurezza sul lavoro è una priorità, credo sia una priorità per tutti, che non ha colore politico, perché siamo tutti lavoratori, siamo tutti persone che vedono l'essere umano al centro di questa discussione, quindi la sicurezza sul lavoro è essenziale e il primo pensiero in qualsiasi attività legislativa si vada a fare. Non può essere relegata solo al 1° maggio, non deve essere relegata al mero discorso decreto legge sul lavoro, sulla tematica strettamente del lavoro. È in tutto quello che fai, in tutte le azioni che svolgi quotidianamente. Consigliera Capozzi. Mi trovo d'accordo con la senatrice Tubetti perché la sicurezza sul lavoro è un tema trasversale, non è di bandiera, è un tema che deve essere perseguito non soltanto il 1° maggio ma sempre, perché è importante che chi va a lavorare possa farlo in tutta sicurezza e quindi non rischiare la propria vita. Purtroppo anche nella nostra regione troppi sono gli incidenti che sono accaduti appunto sul lavoro anche nell'ultimo anno, e questo ci deve portare non soltanto a fare delle riflessioni a riguardo ma anche a dare delle risposte, perché altrimenti il problema rimane irrisolto e soltanto teorico. E quindi noi ribadiamo sempre che oltre alla sicurezza sui luoghi di lavoro bisogna fare formazione non soltanto ai datori di lavoro ma anche nei percorsi formativi che partono proprio dalle scuole, proprio per inculcare una cultura alla sicurezza che troppo spesso purtroppo manca. Ecco, abbiamo parlato più volte anche dei passi, del confronto che c'è stato anche in Parlamento, abbiamo parlato anche con il parlamentare Rizzetto appunto di quello, visto che Commissione Lavoro, insomma, Presidente della Commissione Lavoro, quindi di quello che si sta cercando di fare anche alla luce del confronto che c'è stato nel territorio regionale con quanto successo, in particolare poi dopo la morte di Lorenzo Parelli. C'è stata insomma questa serie di iniziative con anche la redazione di questa carta di Lorenzo con insomma tutta una serie di proposte per migliorare la situazione della sicurezza sul lavoro in generale per i più giovani ma non solo, e anche questa carta e anche questa storia, anche quello che resta da fare, il ricordo di Lorenzo è stato ieri al centro anche del concertone che c'è stato come prima edizione a Udine per questo 1° maggio, e insomma è stata dedicata questa edizione a lui. C'erano presenti anche i genitori del 18enne mancato nel 2022, anche questo è un segnale che si è voluto dare, no, dal territorio, senatrice. È un segnale. È un segnale ed è un segnale importante perché accende, diciamo, un faro sul nostro territorio, e in aggiunta di ciò sicuramente noi abbiamo la responsabilità da amministratori, da politici, da quello che è insomma chi governa la cosa pubblica, di fare delle azioni, non solo non solo il concerto, non solo accendere questi riflettori, ma fare delle azioni concrete, perché vede, alla fine anche rendere sicure le nostre strade,
anche ristrutturare gli alloggi di servizio, sono tutte azioni che sono volte alla sicurezza di chi va a lavorare e di chi appunto ogni giorno fa il suo dovere. Quindi abbiamo questa responsabilità quotidiana. Senza la pace il lavoro dignitoso non esiste, così Landini, vediamo richiamato le sue parole sempre dall'ANSA, qui c'è un video, ecco, relativo a ieri. Le guerre le pagano i lavoratori dipendenti sotto ogni punto di vista, anche qui comunque anche le guerre di sicuro non aiutano la situazione. Tra poco arriveremo anche al decreto sul lavoro. Volevo anche rilanciare, vengo da lei tra poco consigliera, anche le riflessioni che sono state fatte, che si continuano a fare sul lavoro che cambia tra intelligenza artificiale e transizione green. Si parla anche qui sull'ANSA, in questo approfondimento, di boom di figure introvabili, le figure più esposte e le nuove skills più richieste. Andiamo allora velocemente a leggere insomma qualche dettaglio. I lavori più esposti non sono solo quelli operai ma anche quelli d'ufficio per quanto riguarda la tecnologia, l'intelligenza artificiale e poi le figure più esposte, eccole qua, ma no, ci sono tanti approfondimenti. Allora facciamo così, consigliera, mentre io vado un po' a dare un'occhiata, qualche curiosità da rilanciare poi anche alla senatrice, lascio commentare un po' anche questa situazione internazionale che di certo non agevola innanzitutto la situazione di tanti lavoratori, no? E delle aziende che si trovano poi anche a operare in condizioni economicamente molto complesse anche per poter garantire determinate situazioni occupazionali. È una situazione difficile e personalmente mi auguro che evolva quanto prima in una risoluzione, perché i lavoratori e le aziende sono in difficoltà, i costi di produzione sono aumentati e questo inevitabilmente innesca una catena di ricadute che appunto vanno a finire anche sui nostri stessi lavoratori. Quindi mi auguro che da questo punto di vista ci sia presto una risoluzione in senso positivo, anche perché, stando alle dichiarazioni ultime, anche intervenute da parte del presidente Trump, non si lascia proprio presagire una risoluzione positiva, anzi sembra che ci sia un'escalation di dichiarazioni sempre più al limite, che ci vedono anche protagonisti, perché voglio anche dire che proprio è delle ultime ore la dichiarazione del presidente Trump di voler ritirare i militari presenti nelle nostre basi militari e quindi anche quella di Aviano, che rappresenta una delle più grandi in Europa, e se da un punto di vista proprio di bellico, ecco, mi potrebbe trovare anche favorevole, ecco, una dismissione di questo tipo, non posso però non pensare alle ripercussioni lavorative ed economiche che si avrebbero sul nostro territorio, perché da quella situazione dipendono circa 500-700 dipendenti italiani e quindi tutto un circuito economico che verrebbe meno. Quindi non bisogna considerare alla leggera appunto tutte queste considerazioni che vengono fatte e su cui bisogna appunto ponderare bene su quelle che sono poi le conseguenze. Quanto ritiene concreta questa possibilità di ritiro, ecco, di militari anche dal territorio italiano, senatrice? Allora, militari statunitensi dal territorio italiano. Quanto io lo ritenga concreto, mi sembra un po' superiore come diciamo, espressione rispetto a quello che può fare e quello che può gestire un grande Stato come gli Stati Uniti d'America. E abbiamo visto, adesso facendo un discorso più completo, quella che è diciamo, la situazione a livello internazionale del sistema diciamo, di guerra. Abbiamo una posizione chiara sul fatto che non vogliamo andare a sostenere guerre in giro per il mondo. Cerchiamo di mantenere una situazione di pace, cerchiamo di mantenere una diciamo una tutela dei nostri cittadini e del nostro esercito e dei nostri ragazzi. Questo ha sicuramente dei pro e dei contro che vengono gestiti dalla diplomazia
E quindi prima di porci con diciamo, la paura, porci gridando aiuto, 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 andiamo a mettere la diplomazia, andiamo a mettere le nostre migliori risorse. Abbiamo visto che il governo Meloni, attraverso la diplomazia, ha portato a casa diciamo, degli ottimi risultati. E quindi più di dire adesso vado e mi preoccupo, vado in guerra perché sennò Trump mi chiude le basi, ci sono diversi passaggi intermedi da fare, appunto, che sono in mano a, diciamo, uno dei governi considerati più seri, che oggi diventa il secondo governo più longevo della storia della Repubblica, e quindi con esso porta in sé anche una certa serietà. Credo nella diplomazia e nelle capacità diplomatiche che ha il governo attualmente in carica, ma anche l'Italia in generale. Rispetto alle dure parole di Trump espresse nei giorni scorsi, l'abbiamo visto l'abbiamo visto nei dazi, che poi si sono rivelati diversi dall'annuncio iniziale. Chiaramente le dure parole le ha dette lui, non è quello che poi si rivela nella realtà. Le ha dette, va bene, nel senso, la sua opinione. Consigliera Capozzi. Ma io voglio fare una precisazione, lungi da me dal dire che bisogna andare in guerra, anzi le mie posizioni sono sempre state opposte. Le guerre non dovrebbero farsi, dovrebbe sempre vincere la diplomazia, ma questo è per il buonsenso di tutti, tant'è che quando questo governo ha firmato per l'invio di nuove armi o comunque per il riarmo in Europa, noi ci siamo detti contrari, ma proprio perché riteniamo che non sia questa la strada da intraprendere. Poi sulla diplomazia di Meloni, onestamente, ho dei seri dubbi, ma perché che non ci ha dato risultati. Ci siamo vincolati a delle forniture costosissime americane proprio perché la Meloni vantava questa pseudo amicizia con Trump, un'amicizia che poi dalle dichiarazioni ultime è stata letteralmente sconfessata, e quindi a questo punto non ci resta che pensare che il nostro governo non ha rivestito nessun ruolo se non quello di spettatore in tutto uno scenario che ha avuto dell'incredibile e continua a avere dell'incredibile. Prego, senatrice. Una cosa è per precisare, ci stanno ascoltando delle persone e quindi bisogna dire le cose come stanno. Non sono le armi, sono le spese militari, sono due cose diverse. Con le spese militari esiste anche internet, cioè è stato inventato con le spese militari. Non è che le spese militari siano solo ed esclusivamente armi, bombe e tritolo, cioè sono delle cose diverse. Bisogna fare un discorso generale e completo, non dire inviamo bombe. Vabbè, questo era solo per precisare a favore di chi ci ascolta. Intanto, a proposito della situazione internazionale, vado sull'ADN Kronos. Iran, Trump, tradimento dire che non stiamo vincendo, ha affermato. Finito con Teheran, prenderemo il controllo di Cuba. E il Pentagono che ha sottolineato il via di 5.000 soldati dalla Germania. Questo intanto come annunci. Consigliera Capozzi, se desidera aggiungere altro rispetto a questa situazione internazionale. Ma io ripeto, trovo al limite tutte queste dichiarazioni perché poi siamo stati abituati nel tempo a dichiarazioni sempre più al limite. Si era passati, cioè si è andati prima in Venezuela, o meglio, i passaggi sono stati ampi, però comunque si parla di Groenlandia, di Venezuela, di Iran, ora di Cuba, non so quale altro paese ci vuole mettere in mezzo. Però ripeto, forse a questa furia andrebbe contrapposto una seria posizione anche da parte dell'Europa, che finalmente secondo me dovrebbe riacquistare il ruolo che le compete e non stare soltanto a guardare quello che accade, perché in questo momento ci troviamo di fronte ad un'Europa troppo debole che soggiace agli umori, ecco, io lo definisco un bullo senza mezzi termini, e questo deve cambiare, ecco, perché altrimenti continueremo a vedere appunto che le questioni
prendono corpo senza che noi siamo protagonisti di quello che accade. Ecco qui anche su Agi, Trump, dopo l'Iran prenderemo il controllo di Cuba. Migliaia di cubani hanno marciato ieri a L'Avana vicino all'ambasciata americana. Le nuove sanzioni statunitensi sono una punizione collettiva, protestano i leader dell'isola, quindi queste nuove tensioni. E con Donald Trump che pare aver assicurato che prenderà il controllo di Cuba quasi immediatamente, il virgolettato, aggiungendo che prima porterà a termine l'operazione in Iran. Lo ha detto durante il suo intervento come relatore principale a una cena privata del Forum Club a West Palm Beach in Florida. E comunque rispetto a Trump anche si sta riflettendo sul rialzo dei dazi, ha alzato i dazi per le auto europee al 25%, ha detto in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione Europea su automobili e autocarri in ingresso negli Stati Uniti, con questo innalzamento al 25%, questa è la dichiarazione. Poi anche qui, rispetto anche alle dichiarazioni sui dazi, senatrice, abbiamo visto sempre molto spesso insomma dei cambiamenti anche all'ultimo, no? E si è riflettuto sulla strategia che può avere anche comunicativa. Esatto, eravamo proprio in questo studio a discutere su quale sarebbe stato poi il risultato e il risultato economico dei dazi e il risultato anche delle esportazioni. Ci ritroviamo ad essere come Stato italiano uno in vetta e in crescita a livello di export. Quindi credo che questo sia comunque un segnale positivo da ricordare, al di là di quelli che sono i dazi di Trump. Dazi che creano difficoltà ulteriori. Abbiamo visto qui, per quanto riguarda le auto, mi viene in mente anche il settore dell'autotrasporto che si è pronunciato consigliere anche nei giorni scorsi sulle forti difficoltà che sta vivendo, no? Con tutti questi rincari generali anche del carburante, insomma, e ha chiesto interventi anche al governo. Sì. Siamo un po' alle solite, ripeto, a seconda dell'umore di questo presidente cambiano gli equilibri internazionali, e questo secondo me è inaccettabile, così come a seconda della risposta rispetto alle richieste di un bullo cambiano i rapporti economici e quindi anche le ripercussioni che si hanno sul nostro paese, perché si era concordato a livello europeo che i dazi non dovessero superare il 15%, oggi invece parliamo addirittura appunto per le automobili, per le importazioni di questi beni, ecco, del 25%. Poi non ci si deve aspettare appunto che questi mercati non subiscano delle inclinazioni a seguito appunto di questi incrementi. È tutto un sistema che è in un equilibrio instabile e ripeto, qui serve una presa di posizione forte da parte dell'Europa. Perdonatemi un ultimo passaggio perché ho dimenticato poi di riprendere questa cosa. Quando la senatrice mi riprende sull'invio di armi, io voglio precisare che l'invio di armi a cui facevo riferimento è certamente quelli all'Ucraina, dove non si inviano coriandoli, quando fa la precisazione di bombe o del tipo di materiale che viene inviato, su cui non entro in merito, ma di sicuro quello che voglio precisare è che non vengono inviati coriandoli. Senatrice. Allora, in materia di autotrasporto, anche nell'ultimo decreto carburante, decreto accise, quello diciamo varato dal Consiglio dei Ministri l'altro ieri, insieme al piano casa, vi è una differenza rispetto a prima. Prima il taglio delle accise era rivolto sia alla benzina che al diesel, soltanto che sono stati evidenziati degli aumenti più consistenti nel diesel, al di là della speculazione, al di là di tutta una serie di cose che vanno analizzate. Sono state analizzate e questo taglio, questo decreto TER, andrà a tagliare maggiormente appunto la parte del gasolio e appunto delle accise sul gasolio. Quindi andiamo a dare ulteriori risposte di volta in volta
di 15 giorni in 30 giorni in base a quello che è la situazione internazionale e i costi della cosa, che sottolineo sono più bassi rispetto a quelli che abbiamo ereditato dal governo dei migliori. Sì, consigliera, si vuole aggiungere anche rispetto A me fa sorridere la battuta il governo dei migliori, perché il governo attuale era anche quello che ha tradito forse una delle più grandi promesse, ovvero l'azzeramento delle accise, cosa che non è mai avvenuta. E io non finirò mai di dirlo che tutti possono andare su YouTube o comunque su qualunque sito su internet e vedere i video in cui Giorgia Meloni si faceva riprendere vicino alle pompe di benzina e prometteva quello che poi non avrebbe potuto fare. Ok, non mi metterò d'accordo su hanno questo di sicuro. risposto in conferenza stampa da Palazzo Chigi a queste cose l'altro ieri. Basta seguire le risposte e non ricordarci di quando eravamo di 10 anni fa. Allora farei così, lascerei spazio al secondo break pubblicitario, al rientro riaffronteremo la questione decreto lavoro, poi anche il decreto, il piano casa e anche i preparativi per il 50ennale del terremoto del Friuli. Restate con noi, a tra poco. Ben ritrovati in Sveglia Friuli, prosegue il dibattito politico insieme alle nostre ospiti, la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Rosaria Capozzi e la senatrice di Fratelli d'Italia Francesca Tubetti. Allora, continuiamo a parlare di lavoro, ritornando sul tema decreto lavoro. Io qui apro, per chi volesse, ovviamente sul sito del governo, nel Palazzo Chigi, ci sono tutti gli aggiornamenti, gli ultimi comunicati stampa, anche qui per il decreto lavoro, per chi volesse andare alla fonte diretta, ci sono vari aspetti riassunti, ovviamente non vi chiederò approfondimenti tecnici perché non ci sono spazi, se ne continuerà a parlare anche in questi prossimi giorni, però sostanzialmente introduce almeno 4 principali misure di decontribuzione con questi incentivi all'occupazione per le donne, per i giovani, bonus per la stabilizzazione anche dei giovani e anche per bonus assunzioni ZES. Per i lavoratori che occupano dipendenti nella ZES unica per il mezzogiorno e poi si parla di disciplina dei rinnovi contrattuali, contrasto al caporalato digitale e varie tutele tecnologiche tra i principali aspetti e anche di questo salario giusto. Si garantisce, viene spiegato, ai lavoratori una retribuzione non inferiore ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, contrastando il dumping. La norma tutela le imprese favorendo la concorrenza leale e valorizza l'autonomia di sindacati e datori di lavoro, evitando l'imposizione di un salario minimo fissato per legge e lasciando alla contrattazione la definizione delle voci retributive. Ora magari molte persone aspettano poi di capire poi nella sostanza meglio che cosa questo comporterà. Senatrice, riparto da lei. In parole estremamente semplici e probabilmente anche non precise, noi andiamo a valorizzare anche il ruolo delle aziende virtuose, del rapporto e della rappresentatività dei sindacati italiani che hanno portato avanti i contratti collettivi nel corso di questi decenni e a creare un sistema premiante e verificato dai sindacati, perché o crediamo nei sindacati e andiamo in piazza con loro il 1° maggio e gli diamo anche quello che è la responsabilità di seguire il mondo del lavoro, o se no non ci crediamo, ma questo è, diciamo, una mia ticca in questo momento. Andiamo a premiare quelle aziende che migliorano il contratto dal contratto base e hanno una contrattazione vantaggiosa per i propri lavoratori, per quindi le persone e il lavoro che fanno all'interno delle loro aziende.
Tra queste vi è anche, oltre appunto il salario giusto, che viene livellato verso l'alto, andiamo a affrontare una nuova certificazione UNI che certifica le aziende che investono nel lavoro, nella flessibilità famiglia-lavoro, e quindi andiamo a certificarle e a premiare i migliori. Questo è diciamo l'obiettivo all'interno di questo decreto. Potenziare e valorizzare non tutti a pioggia, ma chi veramente crea lavoro sicuro e lavoro di qualità. Consigliera Capozzi, la sua posizione rispetto al decreto? Beh, sono perplessa, e questo perché il fine di questo decreto dovrebbe essere il contrasto al lavoro povero. Voglio ricordare che in Italia ci sono 6,2 milioni di cittadini che, pur lavorando mattina e sera, portano a casa a stento 1.000 euro al mese. Quindi l'obiettivo doveva essere questo: ridare dignità al lavoro e consentire a chi lavora di vivere in maniera appunto coerente, ecco, con uno stipendio che sia anche adeguato rispetto al potere di acquisto che continua ad aumentare. Invece che cosa abbiamo ottenuto? Una serie di incentivi che sono rivolti alle imprese. Nella busta paga dei lavoratori non arriverà niente, si fa riferimento ad una serie di sgravi fiscali per tutte quelle imprese che quindi stabilizzeranno i lavoratori, e questo può essere anche coerente. Si fa riferimento al cosiddetto salario giusto, che non è il salario minimo legale, e quindi questo che cosa significa? Che alcune imprese potranno far riferimento ai contratti collettivi per allinearsi e quindi avere ipoteticamente questo incentivo, però voglio ricordare che alcuni dei contratti collettivi, ma questo per stessa ammissione anche dei sindacati, hanno dei salari molto bassi e quindi andrebbero rivisti, e dall'altro non garantisce una soglia minima sotto il quale il lavoro si definisce sfruttamento. Quindi è come dire che ci saranno delle imprese che magari proveranno a dare degli incentivi, e quindi questo porterà le stesse ad avere appunto queste risorse statali, e a livello di, quindi diciamo a cascata, qualcosa arriverà ai lavoratori, ma questo non significa che si tratterà di un lavoro, di uno stipendio dignitoso, ma ci saranno tanti altri che invece continueranno ad essere sfruttati, e quindi questo governo non pone certo una risposta rispetto a questo. Ma poi voglio aprire un altro passaggio. Quando parlavamo di riforma della giustizia si faceva sempre riferimento agli esempi europei, al fatto che fossimo gli unici 2 paesi insieme con la Grecia a non avere la divisione, quindi la separazione delle carriere. Invece oggi, per quanto riguarda il salario minimo, non si vede appunto gli esempi europei, esempi tra l'altro molto virtuosi. Voglio dire soltanto che in Germania il salario minimo, e parliamo di 12 euro l'ora, è in vigore dal 2015 e ha avuto effetti positivi su tutto il sistema. Quindi se qualcuno mi chiedesse se questo decreto darà maggiori soldi, ecco, proprio nelle tasche dei nostri cittadini, la risposta è no, perché gli unici soldi arriveranno nelle casse delle aziende. Ma soprattutto, se qualcuno mi dicesse che con questo decreto un cittadino avrà uno stipendio dignitoso, quindi non significa che un piccolo aumento consenta ad una famiglia di vivere dignitosamente, ma significa soltanto che ci sarà un allineamento anche rispetto ad un contratto che siamo tutti consapevoli, a dei contratti collettivi che siamo tutti consapevoli essere inefficaci per consentire uno stile di vita dignitoso. Senatrice. Abbiamo 2 esempi portati avanti dal campo largo di salario minimo. Uno è stato impugnato per la regione Toscana e non ha mai avuto diciamo, inizio. L'altro è la Puglia, dove per diciamo, i servizi di portieraggio della regione è stato attuato questo principio del salario minimo, e
i portieri oggi percepiscono meno risorse rispetto a quelle che che avrebbero potuto avere con la contrattazione. Il sistema italiano è basato sulla contrattazione, questi sono numeri e dati. Dopodiché c'è chi ha scelto dei bonus una tantum, come i governi passati, c'è chi invece ha fatto un taglio strutturale delle tasse a favore dei cittadini che consta 21 miliardi, che è quello che ha fatto il governo Meloni, lo ha fatto abbattendo il cuneo fiscale, e quelli sono soldi perché se non prendiamo in giro la gente, quando parliamo di salari, non parliamo di salario netto, parliamo di salario lordo, e quando parliamo di lordo noi dobbiamo andare a togliere le tasse, non aumentare il totale, perché aumentando il totale aumenti le tasse e al cittadino, al lavoratore, rimane una componente parziale di quello che sono il reale aumento, mentre abbattendo il cuneo fiscale e riducendo le aliquote con il taglio con l'accorpamento delle prime due, livellandole verso il basso, verso l'aliquota minore, abbiamo dato meno tasse, abbiamo chiesto meno tasse, abbiamo detassato gli stipendi e abbiamo dato la possibilità ai cittadini attraverso questo di guadagnare di più e al datore di lavoro di pagare la stessa cifra. Perché? Perché abbiamo diminuito la spesa della parte della politica, perché questa è la realtà. E con questo voglio anche dire che i dati economici, quando si parla di lavoro, sono importanti. Perché? Perché noi abbiamo preso in mano uno Stato con un rapporto deficit-PIL all'8,1. L'abbiamo portato un anno prima di quanto previsto al 3,1, questo libererà comunque, siamo usciti dalla procedura di infrazione per dei pagamenti della pubblica amministrazione entro 30 giorni e quindi abbiamo liberato ulteriori risorse perché arriveranno e che stanno arrivando e che sono già arrivate nelle tasche dei cittadini italiani. Questi sono dati, non previsioni, sfere di cristallo, cose strane. Questi sono numeri a favore dei cittadini fatti nei precedenti decreti e fatti con il decreto attuale. Questa è la realtà. Poi possiamo parlare di favole, di banche a rotelle, di super bonus, del fatto che ancora non hanno capito che il PNRR è un prestito e non un regalo, ma possiamo andare avanti in eterno, ma questa è la realtà. Consigliera Capozzi. Ma è ovvio che non mi trovo d'accordo su tutto quello che è stato detto e proprio perché mi piacciono i dati, snocciolo dei dati. Perché vedete, allora per quanto riguarda il salario minimo negli appalti pubblici è stato introdotto in Sardegna e in Puglia in maniera efficace. E quando la senatrice dice ma alla fine sarà ben poco quello che arriva perché parliamo di salari lordi, forse evidentemente non conosce la situazione accaduta proprio nella nostra regione dei dipendenti dei musei civici di Trieste, i quali avevano delle buste paga che avevano veramente non consentivano una vita dignitosa e per cui si sono battute tante sigle sindacali perché questi appunto avessero un aumento ed è il motivo per cui noi stessi ci siamo fatti promotori con la regione Friuli Venezia Giulia e quindi proponendo che venisse introdotto il salario minimo anche negli appalti pubblici della nostra regione, ma proprio perché siamo consapevoli che non è come viene detto che alcuni addirittura finirebbero per prendere anche meno di quello che prendevano, perché questa è una litania che evidentemente la deve raccontare ai dipendenti dei musei civici di Trieste, che invito ad intervenire in trasmissione e a raccontare quali erano i loro stipendi quella volta. Fortunatamente questa situazione è andata migliorando. Poi mi è nuova la questione che siamo usciti dalla procedura di infrazione perché mi pare che quella ma qua mi potrà dire meglio anche la senatrice perché io ero rimasta alla considerazione che noi eravamo in procedura di infrazione proprio perché c'era stato anche un pasticcio
da parte del governo per uno scarto minimo nella contabilità, e quindi noi continueremo ancora ad avere tutti gli effetti negativi di una procedura di infrazione. Sì, senatrice, le lascio su questo perché si è parlato negli ultimi giorni proprio di questo scarto minimo. Noi siamo, allora, a parte quello è una cosa, la procedura di infrazione di quale vi ho parlato io, che probabilmente non ha capito la collega, è relativa ai pagamenti entro 30 giorni della pubblica amministrazione, dove oggi siamo riusciti a uscire da quella, sono tante le procedure di infrazione, non è una procedura di infrazione, sono per tutti gli stati, è un modo che ha l'Unione Europea di premiare o punire chi lavora in un determinato modo piuttosto che in un altro e in maniera snella. Noi siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo che avevamo concordato con l'Unione Europea di velocizzare quelli che sono appunto i pagamenti della pubblica amministrazione, in modo che le imprese aspettino meno quello che sono i soldi per i lavori fatti e portati avanti. Lei è anche segretaria della commissione, no? Permanente, no, mi sono confusa io, anche Finanza e Tesoro, della Senato. Sì, che su questo c'entra relativamente, perché se ne occupa la commissione come bilancio. Poi un'altra cosa, vuol dire finanze, risorse, tutto, più volte l'abbiamo. Un'altra cosa è il discorso relativo all'indebitamento dello Stato. Noi attraverso, diciamo, il sistema di finanza pubblica abbiamo ridotto le spese, sì, siamo superiori ancora, l'obiettivo era raggiungerlo nel 2027, ma già nel 2026 siamo arrivati a un livello molto soddisfacente del rapporto che il patto di stabilità aveva prefissato, che sono un'altra cosa della procedura di infrazione, il patto di stabilità. Ok, adesso lascerò di nuovo la parola perché si guarda questa riflessione, no, rispetto a un'eventuale sospensione, tutto come si procederà adesso, quali saranno anche gli sviluppi possibili rispetto alle richieste anche di Lega o altro, insomma. Prego, senatrice. No, non la seguo. No, facciamo così, facciamo un attimo la telefonata del nostro telespettatore o telespettatrice, poi ritorniamo anche su questa, anche situazione internazionale. Con chi parliamo? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Claudio da Trieste, mi sentite? Sì, prego Claudio. Buongiorno, un saluto a lei, alla redazione e alle gentili ospiti. Inoltre un saluto speciale, particolare anche a tutti i telespettatori di Sveglia Friuli. Grazie. Allora, io volevo proporre un po' una riflessione, perché si sta sbandierando la bravura, virgolettato, del governo inerente, diciamo, a far rientrare il debito sul 3%. Ma c'è un ma, che questo 3% non è un compitino fatto a casa in cui, diciamo, l'esercito, il governo l'ha fatto e si è beccato un bel voto. Per raggiungere quell'obiettivo lì si è passato sopra, diciamo, a momenti per la popolazione di tagli alle spese sociali, di, diciamo, una crisi economica molto forte e chi più ne ha più ne metta. Il tutto perché? Per compiacere il Belzebù europeo. Questo è il punto. Perché fondamentalmente non c'è scritto da nessuna parte che, diciamo, un deficit dello Stato deve essere per forza nocivo. Anzi, il primo Nobel per l'economia, Keynes, che ha vinto il Nobel proprio sul debito dello Stato, perché il debito dello Stato è un po' come il padre di famiglia che si indebita con la banca per mandare i figli a scuola. Questo è quello che va, ma la proprietà, a chi vanno, diciamo, i titoli debitori come possesso, se vanno alla popolazione, come succede in Giappone, che hanno un debito confronto a noi spaventoso, ma è in mano, diciamo, alla popolazione giapponese, parlo di popolo giapponese, lì vediamo prosperità. Se invece vediamo che il nostro debito è in mano a enti internazionali, a speculatori internazionali, eccetera, eccetera, vediamo la povertà.
Pertanto poi tra l'altro si sbandiera il fatto che hanno detassato il lavoro, c'è tutto un taglio di costi. Allora voglio ricordare che quello non è un problema, quanto costa il lavoro, perché porto un esempio: la Svezia, che è un paese sviluppato confronto all'Italia, ha un costo di lavoro maggiore confronto a noi, però cos'è la Svezia che non manca? Manca fare investimenti sulle migliorie del lavoro. Per fare un esempio che ci capiamo, se per fare un oggetto in Bangladesh, porto un esempio, devono impiegarci 100 operai che spendono 100 euro, in Svezia fanno il medesimo lavoro di 100 operai del Bangladesh e ne spendono 90, e così diventa competitivo il tutto, perché fondamentalmente c'è stata una volontà di investire in migliorie, cosa che l'Italia non sta facendo nel modo più assoluto, e stiamo, come dati economici, stiamo entrando a pieno diritto in un paese sottosviluppato, che piaccia o non piaccia, questo è un dato di fatto, e non do la colpa al governo Meloni, al governo di sinistra, alla mancanza di preparazione proprio di ordine economico-politica, perché voglio ricordare i tempi della Democrazia Cristiana, chi voleva partecipare alla conduzione di governo doveva fare delle scuole, doveva essere scuole politiche, si chiamavano, e questo servivano per preparare una classe politica adeguata. Difatti abbiamo avuto l'Italia, quarto paese al mondo, che adesso ci hanno dovuto allargare al G20 per farci stare dentro. Grazie, buongiorno. A lei. Allora, devo ripartire con l'ordine anche dalla consigliera regionale Capozzi, no? Per un commento, una replica sia al telespettatore sia anche eventualmente alla senatrice sulle ultime considerazioni fatte. Prego, consigliera. Io condivido il pensiero espresso dal gentile signore che ha chiamato, perché purtroppo ci viene rappresentata una situazione che poi è distante da quella che è quella vissuta realmente dai nostri cittadini. Ci viene detto aumento dell'occupazione, ma anche da questo punto di vista io voglio dare anche dei dati, perché quegli aumenti che vengono sbandierati sono prevalentemente relativi ai contratti brevi, quali ad esempio i part-time, o ancora riguarda soprattutto fasce d'età superiore ai 50 anni, e quindi c'è una stagnazione invece per quanto riguarda il lavoro dei giovani. Le tasse sono aumentate, la produzione industriale è ferma, e adesso ci troviamo anche questa procedura di infrazione per quanto riguarda il debito pubblico, che comunque vincola le manovre stesse del governo, e alcune di queste risorse saranno comunque vincolate alle potenziali sanzioni che discenderanno da tutto questo. Quindi prospettare una situazione positiva con la solita litania dei banchi a rotelle io la trovo ormai stucchevole. Perdonatemi, ho staccato la telecamera. Prego, allora, senatrice. A me, ci sono delle cose. Intanto ringrazio il telespettatore, perché appunto ha dato degli spunti corretti e sono fortemente d'accordo con lui sul principio della formazione politica di chi, e la formazione tecnica di chi deve andare a far politica, perché poi alla fin fine, se non ce l'hai, finisce appunto tra banchi e rotelle e super bonus. L'infrazione, e questo lo rispiego alla consigliera, l'infrazione non è e non c'entra, è un'altra cosa rispetto alle regole europee sulla spesa netta e l'indebitamento. Sono due cose diverse, e a me dispiace che lei non lo capisca, e mi dispiace soprattutto che non abbia visto il motivo e il parametro e la componente, che ha chiamato parametro o componente, che ha superato le regole, perché proprio su una cosa che abbiamo ereditato, cioè bonus edilizio e super bonus, è la componente che ha fatto sforare questo rapporto. Questo non lo dice Francesca perché questa mattina si è svegliata, questo lo dice la famosa Commissione europea, che ci ha portato a dove siamo entrati con delle regole, ma non noi oggi,
Siamo entrati a fare in questo patto, siamo entrati in questa Europa con un governo che si chiamava, il cui premier era Romano Prodi, non era Francesca, non era Giorgia Meloni, non era il 2026, era qualche anno fa. Dopodiché, ben detto, il paragone con il Giappone, dove noi affrontiamo il discorso relativo alla proprietà del debito, ed è uno anche dei grandi risultati di questo governo, dove il debito italiano sta rientrando nelle tasche degli italiani, e lo abbiamo visto con il grande successo dei nostri BTP. Questo è quello che stiamo facendo, e giustamente ha portato ad esempio il telespettatore. Dopodiché siamo d'accordo che in altre realtà d'Europa e del mondo vi siano degli investimenti, ma noi dobbiamo anche guardare quelle che sono gli esempi all'estero e cercare di applicarli, non paro paro, ma cercare di applicarli in base a quello che è il sistema Italia e quelle che sono le caratteristiche di uno Stato come l'Italia. E questo un po', diciamo, prendiamo spunto da quello che ci dice, prendiamo spunto da quello che succede, lo portiamo avanti, e chiaramente nessuno è il più bravo, nessuno ha la bacchetta magica, tutti ereditano una situazione meravigliosa come quella del nostro Stato italiano. In merito a quanto dicevo per la maggioranza, non so, adesso prendo un titolo a caso qui dei giorni scorsi, un sito, per esempio La Notizia, rispetto a questa richiesta di stop al patto di stabilità UE, Fratelli d'Italia e Forza Italia cedono al pressing della Lega, è uno dei titoli che si è visto magari nella maggioranza su questa anche posizione rispetto a clausola per la sospensione del patto di stabilità, posizione della Lega, il pressing. Noi stiamo al di là del pressing, che è fino a un certo punto, noi abbiamo concordato come governo una posizione e un tentativo. Lo abbiamo letto dopo nel corso delle giornate, in cui chiediamo, vista la situazione di emergenza a livello internazionale, di andare a modificare per tutti, non solo per l'Italia, per tutti quelle che sono le dinamiche economiche del vecchio continente. E questo non solo per l'Italia. La risposta mi sembra sia stata, adesso vado a memoria perché quello è un articolo di qualche giorno fa, sì. E vado a memoria con le ultime cose di oggi, di ieri, lette tra ieri appunto, che questo valga come la risposta data dall'Unione Europea al ministro Giorgetti è stata appunto che uno Stato non può andare a farlo da solo, a sforare questo patto di stabilità da solo, ma deve essere una regola comune, e su questa regola comune ne stanno discutendo. Perfetto, ultima battuta su queste tematiche, consigliera prima della pubblicità, poi a questo punto ci dedicheremo in primis alla preparazione agli eventi per il 50° anniversario del terremoto del Friuli. Prego. Ma l'unico riferimento che voglio riprendere è quello del super bonus, perché evidentemente la senatrice trascura tutti gli effetti positivi che il super bonus ha dato, e probabilmente verrà tacciato di essere la causa di ogni male di questo governo, che io reputo incapace. Allora, queste le posizioni su cui non ci sarà sicuramente un accordo, e quindi pubblicità, ritorniamo parlando di ciò che ci aspetta per quanto riguarda commemorazioni e iniziative in ricordo dell'Orcolata, tra poco. Ultima parte di Sveglia Friuli, sempre in compagnia delle nostre ospiti, la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Rosaria Capozzi e la senatrice di Fratelli d'Italia Francesca Tubetti. Buongiorno a tutti ancora. Ripartiamo perché si guarda ovviamente agli eventi celebrativi, commemorativi per i 50 anni dal terremoto del Friuli. Allora riprendiamo assieme, questo sarà ovviamente un weekend particolarmente ricco sia per
messe altre iniziative, domenica messa a Gemona del Friuli con il cardinale Zuppi, sì, ovviamente per le celebrazioni del 6 maggio. Allora andiamo intanto a rivedere un servizio realizzato giovedì dalla nostra redazione con i preparativi che ovviamente sono in corso, si stanno ultimando anche i dettagli, gli ultimi aspetti proprio a Gemona del Friuli, e si attende ancora l'ufficialità, dovrebbe essere presente anche la Premier Meloni, ufficialmente ancora non è stato confermato, ma nella sostanza dovrebbe essere presente anche la Premier, oltre al Presidente della Repubblica Mattarella. Rivediamo il servizio intanto. È tutto pronto a Gemona? Ultimi preparativi finiti? Siamo pronti? Sì, diciamo che siamo a buon punto. Ieri abbiamo fatto questi sopralluoghi, andare a vedere e soprattutto immaginare quello che potrà essere. Io spero che raggiungeremo quello che ci siamo prefissati. Sono giornate frenetiche dal punto di vista dell'attesa e dell'organizzazione a Gemona, mentre si lavora assiduamente alla caserma Goi Pantanali, che sarà teatro domenica della messa celebrata dal cardinale Zuppi e il 7 maggio del concerto di Bocelli. Comincia a definirsi anche il timing del 6 maggio con la visita del Presidente della Repubblica Mattarella. Atterrerà a Ronchi verso le 16, visiterà il cimitero e alle 17 sarà al Cinema Teatro Sociale per la seduta straordinaria del Consiglio regionale. In Piazza del Ferro un megaschermo mostrerà in diretta il discorso del Presidente. Ancora non ufficializzata la presenza della Premier Giorgia Meloni. Quindi aspettiamo il Presidente della Repubblica, dopo penso ci saranno altre cariche importanti dello Stato, ma aspettiamo insomma. In attesa dell'ufficialità, questa mattina incontro in questura per definire tutti gli aspetti legati alla sicurezza, visto che a Gemona da domenica a giovedì transiteranno migliaia di persone. Non mancherà il 6 maggio, il momento di raccoglimento che la città vive ogni anno, la Santa Messa delle Venti, il ricordo dei defunti, il silenzio alle 21, l'ora in cui 50 anni fa l'Orcolat cambiò per sempre la storia di questo territorio. È stata una tragedia, ma una tragedia che è stata riorganizzata, alla quale c'è stata una reazione straordinaria che ha messo insieme molte cose e ha trasformato questa terra in un altro modo rispetto a quello che era prima. Questo dunque quanto il servizio i giorni scorsi, adesso si stanno finendo gli ultimi preparativi, l'ufficialità non ce la può dare lei in seno a Fratelli d'Italia, senatrice, ma anche lei come vivrà questi prossimi giorni? Io trovo sempre molto commovente e molto, sia da un lato commovente a livello personale parlare del terremoto, vedere certe immagini, commovente perché in quelle immagini si crea quello che è l'orgoglio, ancora di più l'orgoglio del far parte di questo popolo. Non so se mi sono spiegata correttamente, ma credo che il terremoto, oltre ad essere la grande tragedia che è stata, noi attraverso il terremoto dimostriamo ancora oggi, ovunque, la capacità di rialzarsi, la capacità di guardare avanti di quello che è il popolo del Friuli Venezia Giulia. Una cosa che ricordo a voi, nel senso condivido con voi, quando fu nominato il commissario per il terremoto nella zona del centro Italia, il senatore Castelli, lo invitai qui in Friuli. Guido, tu fai il commissario del terremoto, ma tu devi venire con me. E lo portai a Gemona, in una visita privata, a Gemona, in Friuli, a vedere quella che è stata la ricostruzione e anche i tempi. Sì, tante volte si dice, era il 76, erano 50 anni fa, non si può fare adesso, non si può paragonare ora. Non lo so se non si può paragonare, secondo me si può paragonare, perché noi abbiamo ricostruito, abbiamo dato delle priorità, abbiamo scelto da dove partire, prima le fabbriche, dopo le case, dopo le chiese. Non è uno slogan, è un metodo, è un modo di vedere la vita non romantico, pragmatico, che deve essere esempio. E questo l'ho detto a lui, anche per quello che si fa in tutte le altre parti d'Italia.
Consigliera Capozzi. È un momento sentito che rievoca una ferita del nostro territorio, e anche se quella situazione non l'ho vissuta sulla mia pelle, anche io rimango proprio mi commuovo, ecco, di fronte alle situazioni che leggo e che raccontano di quei momenti difficili dove il nostro territorio e i nostri cittadini hanno avuto la forza di risollevarsi e di ricostruire e di riportare tutto com'era prima del terremoto, quindi quello che tutti guardano come un modello, il frutto di una coesione sociale e politica che in quel momento si è raggiunta, una coesione probabilmente irripetibile, perché quella volta fu ascoltato il territorio, si diedero degli strumenti ai primi cittadini che conoscevano il loro territorio per poter dare delle risposte immediate ai cittadini, quindi la voglia era quella di ricostruire tutto come era prima, anzi meglio di come era prima, e questo ha permesso appunto di superare tutte quelle difficoltà e tutti i modelli che fino a quel momento erano stati fallimentari, tant'è che il modello Friuli poi è diventato uno dei modelli presi ad esempio in tutto il mondo. Quindi questo momento di commemorazione e di raccoglimento ci deve far riflettere, ma soprattutto su quello che deve essere l'obiettivo nei momenti di estrema difficoltà, e di superarlo nella maniera in cui fecero quella volta, proprio perché l'obiettivo primario deve essere sempre la tutela dei nostri cittadini e quella del territorio. Allora, dal sito dell'Arcidiocesi di Udine anche le indicazioni per chi domenica, appunto domani, si recherà per la messa, la Santa Messa di ringraziamento e commemorazione insieme al Cardinale Matteo Maria Zuppi. Ci sono le indicazioni, si ricorda, come ricordava anche in questi giorni anche la stampa locale, che domenica appunto alle 16 ad assistere alla messa di ringraziamento e commemorazione delle vittime del terremoto, che si terrà, lo ricordiamo, alla caserma Goi Pantanali di Gemona, sono attese più di 5.000 persone, tenuto anche conto della possibilità di registrarsi sul posto. Era stata avviata una prenotazione di posti attraverso sistema online, ci sarà la possibilità anche di recarsi e di avere possibilità di accedere in base ai posti ancora disponibili quel giorno, per favorire l'afflusso sia a questa cerimonia che poi alla visita il 6 di Mattarella, degli altri rappresentanti anche istituzionali, e anche per il concerto di Bocelli che è previsto nella serata di giovedì 7, sempre alla Goi Pantanali, sempre a Gemona del Friuli. Insomma, sono stati previsti vari treni speciali, bus navetta, dal parco anche del Ribellino di Osoppo, ci sono varie indicazioni. Intanto ricordo che per quanto riguarda la giornata di domani sarà possibile seguire gli eventi a Gemona del Friuli, anche la messa col Cardinale Zuppi, anche attraverso la diretta dalle 14 su TV12 appunto, che sarà proposta. Vi daremo ovviamente il polso della situazione, vi mostreremo quanto avverrà. Intanto facciamo così, ricordiamo anche altri eventi che saranno proposti anche nel Pordenonese per questo 50° del terremoto. Anche a Pinzano al Tagliamento sono proposti dei momenti di ricordo e prevenzione. Dovremmo avere proprio un servizio con anche le parole di De Biaso su quanto avverrà a Pinzano al Tagliamento. Sentiamo. A quasi 50 anni dal terremoto del 6 maggio 1976, il Friuli Venezia Giulia si prepara a ricordare una delle pagine più drammatiche della sua storia, con oltre 990 vittime, 3.000 feriti e più di 100.000 sfollati. Per la provincia di Pordenone, il comune più colpito fu Pinzano al Tagliamento, che dal 1 all'8 maggio propone mostre, spettacoli e cerimonie religiose insieme a momenti istituzionali, con la commemorazione ufficiale e la lettura dei nomi delle vittime. Anche chi non ha avuto vittime
erano comunque compaesani, e chi non ha avuto direttamente vittime comunque ha visto la propria casa poi distrutta. Questo paese quindi ricorda quella che ci teniamo sempre a sottolineare: non è una festa, non ci stiamo preparando ad una festa, ci stiamo preparando a un ricordo. Spazio anche alla prevenzione, con prove di evacuazione per cittadini e scuole e attività educative per i più giovani, con l'obiettivo di unire memoria e sicurezza. Riaffiorano sicuramente tanti ricordi, tutte le nostre famiglie portano un ricordo ben preciso di quel momento, diciamo che lo scopo è farlo sentire, farlo rivivere, ma soprattutto far essere pronte le generazioni come la mia che il terremoto non l'hanno vissuto, ma che in realtà nel momento in cui ne parlano di un evento che è stata una cesura molto netta tra un prima e un dopo per il nostro territorio. Oltre alla destra tagliamento, anche la provincia di Udine si sta avvicinando alla ricorrenza con un fitto calendario di appuntamenti. A Gemona del Friuli, domenica 3 maggio, alla caserma Goi Pantanali, è atteso il cardinale Matteo Zuppi con circa 10.000 fedeli, evento che la nostra emittente seguirà a reti unificate dalle ore 14. Le celebrazioni poi culmineranno il 6 maggio proprio a Gemona del Friuli, dove sono attese le principali autorità dello Stato, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e dovrebbe esserci anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme ai ministri Giorgetti e Ciriani. Anche in questa occasione saremo presenti per documentare l'evento. E quindi, come detto, saremo presenti, documenteremo il tutto. Impegni, non vi chiedo un ricordo personale sul terremoto, perché siamo tutti anche qui under 50. Io un ricordo personale ce l'ho. Ce l'ha, o di famiglia, sono benvenuti, ecco, perché le testimonianze in ogni caso qua... E fa parte di quello che è il sistema di ricordo e di superamento del ricordo e superamento della tragedia, che da bambini, io sono nata nel 1982, quindi 6 anni dopo il terremoto, e quindi la mia prima elementare, che all'epoca si chiamavano elementari, me lo ricordo esattamente, era l'88, l'89, il 90. E all'epoca c'erano le gite, non i viaggi di istruzione, perché parliamo di un'altra epoca. E la mia maestra, la maestra Rosita, mi porta, con tutta la classe ovviamente, e ci porta a vedere il terremoto, a vedere la ricostruzione. E il mio ricordo era un muro con questa guida, forse era un cittadino, forse era un muratore che stava ricostruendo, che ci spiega la linea di dove era arrivato, da dove era crollato quel muro e come lo avevano ricostruito per non dimenticare, ma per guardare avanti. Ed erano alla fine 12-13 anni dopo il terremoto. Ed è questo il ricordo, il fatto di portare dei bambini da Re di Puglia e a vedere quello che era il grande lavoro fatto dagli uomini del Friuli Venezia Giulia. E quindi un'iniziativa che ha raggiunto lo scopo previsto, visto me lo ricordo dopo, il significato e il ricordo ben presente, anni, ben acceso a distanza di anni. Consigliera Capozzi, se vuole condividere un ricordo della sua famiglia, dei ragionamenti fatti, dei contatti nel territorio, non lo so, e anche come vivrà lei, poi richiederò anche alla senatrice, insomma, le prossime giornate sul fronte istituzionale. Ma sono sicuramente giornate impegnative in cui parteciperemo a quasi tutte, ecco, compatibilmente poi con gli impegni, a tutti gli eventi previsti. Sono dei momenti di profonda commozione, perché ci riportano appunto a quelle situazioni difficili, e io stessa mi sono trovata, ecco, con mia figlia a dovergli rappresentare questa realtà, ecco, difficile, che a lei per la sua età, ecco, risulta ancora poco comprensibile, però quello che le è arrivato è proprio il coraggio, ecco, che ha avuto la popolazione, l'unità che si è avuta in quella situazione, dove gli ho spiegato che tante persone si sono trovate a scavare tra le macerie a mani nude, e quindi proprio in quello lei ha capito la portata
della solidarietà che è scaturita da quella situazione di grande difficoltà del popolo friulano, di grande criticità, ecco, dal punto di vista umano, dove, come diceva il sindaco, tanti cittadini che magari non avevano avuto, ecco, per loro fortuna dei lutti, però comunque avevano avuto poi di riflesso quel lutto perché magari era un concittadino che si conosceva, oppure un amico, un parente, e quindi una situazione che ha rappresentato... Sì, io poi le ho ridato la linea rilanciando ricordo, ma lei sì, non è cresciuta qua sul territorio, ma poi ovviamente è venuta sì, no, ma è una situazione che ho imparato a conoscere e che io vengo da un territorio che è stato segnato dal terremoto dell'80 e mi ha permesso anche di mettere a confronto le due diverse situazioni e la diversa risposta che si è avuta a livello territoriale. Non ho potuto che constatare appunto che qui c'è stato un modello che doveva essere appunto preso ad esempio, perché ci sono tanti comuni ancora della Puglia che hanno ancora in cui interi paesi sono ancora disastrati, e anzi, piuttosto che ricostruire quelli disastrati si è pensato di abbandonarli per ricostruirne ex novo degli altri, quindi un modello totalmente diverso, e quindi la riflessione che ne scaturisce capite bene che è abbastanza proprio tangibile. E quindi vivo con tanta commozione appunto tutti i racconti che ho potuto conoscere anche per l'attività che faccio. Per esempio mi ha colpito l'attività che fecero i fornai austriaci che sapendo di quello che era accaduto oltre confine si misero in viaggio per portare il pane e quindi offrire questa solidarietà anche semplice che consisteva appunto nell'offrire del cibo alle persone che erano duramente provate dal terremoto. È vero, poi il discorso della solidarietà è tutto ciò che dà valore a una tragedia come questa. Ultima domanda, poi vi lascio andare ai vostri impegni. Dal punto di vista istituzionale, lei, consigliera Capozzi, come parteciperà nei prossimi giorni alle commemorazioni e iniziative? C'è ovviamente ci sono gli eventi, in particolare si guarda al 6 maggio, ma anche sì, al 3 domenica tra i principali ovviamente. Allora parteciperò certamente il 6 maggio perché è configurato come un consiglio regionale straordinario, quindi da parte nostra c'è anche una responsabilità per il ruolo che ricopriamo, proprio per la connotazione di consiglio regionale straordinario. Parteciperò al concerto fatto dal maestro Boccelli e non mi è possibile andare, ecco, alla cerimonia del 3, ma perché si innesca in un periodo pieno di effetto di impegni, però ritengo che siano tutti dei momenti di profondo coinvolgimento, perché mi trovo d'accordo con appunto il sindaco che prima era intervenuto, perché questo serve proprio a riportare alla memoria quello che è stato e soprattutto anche come ci si dovrebbe comportare laddove una situazione così al limite si dovesse ripresentare. Quindi lo spirito che quella volta animò la ricostruzione e la solidarietà che si diffuse, ecco, tra tutti i cittadini deve essere il principio cardine per qualunque altra situazione, o comunque dovrebbe, ecco. Senatrice, l'ultima battuta a lei anche rispetto agli impegni previsti per commemorare. Io parteciperò alle cerimonie ufficiali, sia alla Santa Messa, al concerto, al Consiglio regionale straordinario, ma anche a tutte quelle, nei limiti delle possibilità e senza volersi moltiplicare, relative e fatte nei paesi del Friuli Venezia Giulia. Vengono fatte a Monfalcone, vengono fatti tanti momenti, magari un po' più piccoli, questo per appunto ricordare quello che è stata la solidarietà del nostro popolo. Noi abbiamo partecipato tutti, non solo dai territori, dai comuni colpiti, ma anche attraverso l'invio dei geometri, dei tecnici, delle aziende, e quindi tutti hanno un proprio contributo da ricordare e da
da trasmettere, da insegnare ai propri figli. E quindi proveremo ad andare ovunque sul territorio nei limiti del lavoro, nei limiti della settimana romana. Grazie senatrice Tubetti, grazie consigliera Capozzi per la vostra presenza.